Gazebo nel parcheggio, di supporto ai giovani medici della scuola di formazione. Anche a Maserada i medici di famiglia si sono organizzati per effettuare i tamponi. Lo fanno all'esterno degli ambulatori per garantire maggior sicurezza agli ammalati, sottoponendo al test rapido, come da direttive regionali, i pazienti asintomatici contatti di positivo e quelli che devono verificare al 10° giorno di quarantena la negativizzazione. Il flusso di richieste è continuo. Abbiamo dei contatti di continuo, cioè delle persone che ci contattano di continuo, quindi l'attività deve essere fatta quotidianamente. Noi le stiamo facendo, per ora abbiamo ricevuto 20 tamponi che io sto esaurendo, insomma in questi giorni hanno detto che ci arriveranno delle ulteriori dosi. Il dottor Di Daniel, che è anche presidente dello SNAMI di Treviso, è stato uno dei primi nella Marca ad avviare il servizio, ma non nasconde qualche preoccupazione anche per l'incremento dei contagi. Sta dilagando un po' la situazione, quindi sicuramente non riusciremo a stare dietro alla domanda perché a meno che non vengano tante scorte di tamponi, vedremo, insomma, però sicuramente i 20 che ci hanno dato a testa, perché io adesso in questo momento ne ho 60, si esauriranno in breve tempo per i 3 medici, no? Però hanno detto che ce ne riforniranno ancora, vedremo. Innegabile la soddisfazione dei pazienti sospetti positivi che preferiscono essere seguiti dal proprio medico. Il rapporto confidenziale che c'è tra medico di famiglia e pazienti è unico, perché chiaramente noi abbiamo un rapporto, io sono medico in questo paese da 30 anni, per cui i miei pazienti mi conoscono, siamo cresciuti insieme praticamente con le loro famiglie. È chiaro che preferiscono venire qui, però noi dobbiamo continuare a seguire i pazienti neoplastici, bronchitici cronici, diabetici, che è un'attività impegnativa e non vorremmo mettere da parte questa attività, insomma, è chiaro. Se la cosa dura un mese è un conto, se comincia a durare tanto tempo bisogna trovare delle soluzioni alternative perché la gente ha bisogno di essere seguita anche per tutti gli altri problemi.